Ciao amici e benvenuti al 97esimo episodio della nostra partita con l'Italia, in cui procederemo con oltre che con l'esplorazione come vedevate, nella nostra guerra contro gli ottomani che ormai sono assediati interamente e completamente in tutto e per tutto. No, vabbè, ok, non esageriamo, ma anche Tripoli. Tripoli che gestisce la guerra e che quindi non avevamo notato precedentemente, ma ha il governo sugli ottomani perché ha ereditato il trono ottomano. Questo è stato un evento davvero quasi assurdo perché si vede che era l'unico matrimonio reale che avevano gli ottomani. Sarà morto un re senza eredi. Probabilmente avevano la stessa dinastia. In questo modo è finito che Tripoli governa sugli ottomani, ma naturalmente è un'unione molto precaria. Infatti, appena se morisse per nostra sfortuna il re in 1 o 2 anni prima che finisca la guerra, saremmo, diciamo, stati fregati in pieno perché non potremmo fare quello che invece spero di fare, cioè ereditare il trono ottomano. E adesso vedremo più avanti quali potrebbero essere le condizioni di pace. E adesso iniziamo a assediare naturalmente tutti gli ottomani, ma anche tutta la Siria, che è la Siria, Tripoli. E io direi di usare a sto punto i generali per questa guerra a Tripoli piuttosto che nei territori ottomani, dato che sono prioritari quelli di Tripoli. Dove potrei trovare... Allora, qui stavamo anche racimolando le navi. Poi volevo anche controllare per curiosità che la Francia avesse un nuovo erede e che non fosse succeduto uno dei nostri. Sì, niente. C'era una successione disputata che è durata pochissimo, ahimè. Algeri, a che punto siamo con Algeri? Vabbè, siamo a 2/3. E poi che novità ci sono qua? Vabbè, pirati, vabbè. Potremmo fare un po' di pattugliamento qui. E stiamo attenti appunto alle scoperte geografiche. Allora, come posso assegnare i generali? Questa è una bella domanda. Allora, andiamo a prenderci la fanteria che troviamo qua e questi li mandiamo a Gerba. Questi stanno tornando in Inghilterra. Ecco, una cosa che volevo fare prima di dimenticarci è reclutare un altro bel esercito. Io direi di reclutarlo. Ora, non possiamo ancora reclutarlo nei nuovi centri che stiamo ancora costruendo. Allora, ne stiamo facendo anche unità di terra in altri luoghi. Quindi queste sono 6. Altre 6. E siamo a 12, 13, 14. E questo è il massimo che possiamo fare. Però ne facciamo 18, che è il nostro obiettivo. Ce ne servono 2 di... dov'è che è? Qua. Di cavalleria, dato... mi pare 2. Ma facciamone una perché non ricordo. Eravamo in sovrannumero, quindi vediamo, magari è solo una. E poi andiamo anche a fare un po' di artiglieria. La prima operazione che voglio fare, dato che non avremo sovraestensione, perché se riusciamo ereditiamo semplicemente il trono, se non magari un po' per Tripoli, ma pensavo di andare ad attaccare il prima possibile Avignone, che ha finito la tregua anche con la Francia, e quindi meglio farlo finché siamo in tempo. Allora, vediamo un po' come va a finire qua. Possiamo anche andare un po' più rapidi. Qui c'è... Abbiamo perso tutti i modificatori perché per qualche... uno strano errore questo, che non ho mai capito del tutto. Qui io direi di andare anche a assediare tutto il resto. Questa è una crociata, se dura di più ci fa piacere, ma... Vabbè, è vero, ma se dura di più ci fa piacere, perché dobbiamo andare subito ad assediare il tutto? Non c'è una vera ragione. Ecco, guardate che qui abbiamo fatto la scoperta e non ci siamo distratti questa volta. Speriamo di continuare così. Allora, vediamo un po'.
Allora, qui stiamo bloccando... Non stiamo bloccando tutto. Allora, andiamo a bloccare tutti i porti, Intanto l'Inghilterra si è resa conto che non può impedirci. Qui, ok, c'è il blocco navale. Andiamo a bloccare pure qua. E in questo modo dovremmo essere a posto. Ecco, di nuovo in vino, schiavi, avorio, zucchero, tabacco, cacao. Vabbè, Mogadiscio è collassato. Mogadiscio. Forse siamo arrivati a Cipro. E adesso mandiamoli anche a Rodi questi. Allora, tranne questi, poi questi li unifichiamo. Io direi di mandare già... Allora, voglio mandare 10, eccoli, galeoni in Giappone, perché voglio prepararmi bene in Giappone. Vabbè, saranno 13 navi pesanti. Io direi di metterne anche qualcun'altra. Qui però andremo di nuovo... Vabbè. Allora, nelle province che ci sono rimaste, facciamo anche qualche altra nave, anche se non è proprio una buona idea. 3, 4, 5, 6, 7, 8, va bene, dai. 15 navi credo che basteranno in Giappone, vai. Ecco, qui stiamo anche finendo di fare le nuove navi da commercio. La Svizzera... è finita la guerra, ok. Allora, vediamo un po' che succede. Vogliono mantenere Ludovico Maria Gambacorta, naturalmente un ottimo governatore, e loro lo vogliono tenere. Bravi savoiardi, Ulm. Certo, i piccolini noi li aiutiamo sempre, perché con chi sei in guerra tu adesso? Con un bel po' di gente. Ce l'hai anche con me. Ma Ulm, sei a rischio senza di me tu? Vabbè, non posso far niente. Non ci posso far niente. Vediamo di prendere un po' queste navette e di metterle a posto. Ah, tutti hanno smesso, anche Genova, di farci questi embarghi. Allora, ecco, finalmente abbiamo qui. Direi di mandarli qua, questi leader, a velocizzare l'assedio. Intanto Tripoli sta per essere sconfitta. Abbiamo scoperto, ecco, sempre più attenti qua, delle isole. Ecco, andiamo verso di qui, che se riusciamo approdiamo, anzi, andiamo qua. Così non ce li dimentichiamo di sicuro. Allora, Khorasan e Chagatai. Mio Dio, Khorasan è finita, è finito. Vabbè, si prenderanno una provincia. Va bene. Qui abbiamo un'altra nave. Va bene. Ecco, iniziano a crollare le fortezze ottomane. Sono stati assedi rapidi, bisogna dirlo. Andiamo con questi a Costantinopoli. Vabbè, con questi qua. Ad Amid. Qui siamo pochi. No, vabbè, basta aspettare la fine del mese. Ok, qui si stanno ritirando. Solite questioni cardinali qua. Ok, finalmente abbiamo ingaggiato i nemici qua. Maledetti pirati. Konya, abbiamo preso Konya. Fantastico. Qui hanno fatto una guerra, sono da solo. Friesland è da solo e ci odia, quindi non potremo far molto. Ok. Ok, qui abbiamo iniziato a reclutare, però... Ma sì, direi che possiamo anche già portarci in Provenza con questo esercito. Uca. Perché non si può andare nella baia? Anzi, scriviamo Uca e lo troviamo prima.
Ah, ci andremo. È già nei nostri piani. Allora, vediamo un po' come procede qua. Vabbè, procede, procede. Ah, i mamelucchi ci aiutano. Tutti gli embargo sono cancellati in questo momento. Ecco, io direi una cosa che potremmo fare. Qui, secondo me, bisogna arrivare rapidamente al... Allora, io direi... possiamo anche provare a rimandarli più volte. Vogliono mantenere anche Pietro di Paesana. Va bene. Io volevo anche dichiarare guerra a questi maledetti Maya prima che sia troppo tardi. Establish Protectorate. Siamo in guerra, ma vabbè, lasciamo perdere. Ecco qui il loro esercito, senza nessuna speranza. Ok, altri eretici convertiti. Un rimpiazzo in Nuovo Lazio. Ma chi avete qui a fianco? Nessuno. Mandiamo ancora un burocrate. Ah, abbiamo perso una pretesa su Waldstadt. Questo veniva da? Ah, da Brandeburg. Siamo arrivati in leggero ritardo. Vabbè. Ancora. Vabbè, questo lo manteniamo. Vai. Forse prima o poi riusciremo a combinare. Qui, ok, abbiamo già il resto. Ecco, qui abbiamo invece di nuovo la flotta di Ragusa che mandiamo naturalmente a Ragusa. Che probabilmente tra l'altro non ne ha neanche troppo bisogno Ragusa. Abbiamo già il 62%, con questa flotta andremo probabilmente al 90%, non lo so. In realtà solo al 73%. Ah, si sono presi Varsavia, i biscaraci del Commonwealth. Che ci vuole bene, vabbè. Allora, qui come sta andando? Qui siamo al 28, ci vorrebbe 4, no, non... No, è meglio lasciare i mamelucchi l'impresa. Ecco, Costantinopoli è caduta in mano nostra. Svezia e Austria non sono una bella coppia per me, però i meriti, vabbè. E vabbè, adesso vedremo un po' come comportarci qua. No, questi non guardiamo, troppo tardi. Wow, qui naturalmente le fortezze ottomane cadono con una rapidità eccezionale, vista la situazione. Ecco qua. Ecco, siamo arrivati insomma a fare la anche noi un po' in ritardo, ma abbiamo fatto il giro al mondo. La Svizzera voleva l'accesso militare. Dovremmo ricreare quelle pretese, ma non è che ci importi molto, forse. Ankara, Menabe, Sivas. Qui sono cadute molto rapidamente le loro fortezze, devo dire. Speriamo che cadano wow. Cadano presto anche quelle dei tripolitani. Sì, tripolitani. Ecco. Ah no, non è qui. Ah sì, vabbè, è uguale. Ok. E questa provincia che deve ancora cadere. In Colombia? Come mai in Colombia? Columbia? Ah, qui che non abbiamo ancora lo Stato nazionale a provvedere. Logicamente. Abbiamo più problemi.
qui cosa combinano? Non è che vadano molto rapidi. Allora io direi... portiamo qui questo e andiamo di qui con questo per velocizzare, perché questi sono venuti... Vabbè. Vediamo se riusciamo a vincere anche quest'altro assedio. No. Però credo che possiamo comunque tentare l'attacco senza leader. Ma sì. Wow. La velocità con cui gli ottomani sono caduti davvero notevole. Allora. Ma qui tutto sommato ora non è che ci sia utile il leader. Anzi era più utile qua. Vabbè. Ok, abbiamo ingaggiato i nativi, vediamo se... Ma sì, come previsto, vabbè, con un po' di perdite, ma... Sì, si continuano a rivoltare sti qua. Allora. Caduta Trebisonda. Allora, qui abbiamo dei... Allora. Mandiamo pure questi in Giappone. Vabbè, prima magari li manderemo in Lazio a unirsi. Allora, qui prendiamo ciò che resta. Ecco qua la battaglia che attendevamo da tempo. Va bene, abbiamo vinto in Dakota, abbiamo colonizzato qua. Potremmo anche... Vabbè, abbiamo fabbricato le pretese che non servono più. In effetti potevamo richiamarli a pensarci prima. Quanto siamo sopra il limite navale? Un po', ma ce lo possiamo permettere. Ok, qui sembra che cadano tutti. No, 4 si sono salvate. Momentaneamente, naturalmente. Allora, siamo già al 90, però dobbiamo prendere la Libia. Allora, qui il loro leader è migliore del nostro, quindi... Magari prendiamo però l'artiglieria, che c'è più utile di qua. La Libia è una conquista strategica in ogni caso. Allora io direi qua. Voi andate pure qua. A Rodi non ce la faremo mai però, eh. Vabbè. Adana. Sirt. Oh, fantastico. Diplomatico è tornato. Abbiamo guadagnato una nave inutile. Che nave sarà? Una caravella che abbiamo appena buttato via le caravelle. Vabbè. Allora, il mercantile Bisanzio lo rimandiamo a Bisanzio. Ah no, questi erano qui per caso. Ok, allora li rimandiamo a Ragusa e teniamo qua. Serve ancora qua? Sì, c'è un'altra città. Allora, qui mi sto dimenticando ogni volta del Brandeburgo. Vediamo di rimandare. Questi ormai sono ampiamente sconfitti. Ah, qui abbiamo fatto una scoperta involontaria. Vediamo un po'. Ecco, facciamo un bel giro. Ci sono altre province navali? Pare di no. Quindi ci andiamo a fare di nuovo il tour. Va bene. Possiamo progredire nella tecnologia
però siamo già avanti nel tempo. Forse potremmo allora fare qualche edificio di questo genere. Allora, qui abbiamo le navi da mandare in Giappone, che non arriveranno mai sostanzialmente, chissà. Allora, qui abbiamo altre forze. Magari dichiariamo ora guerra a sto punto. Cosa ci manca per... Sono 5.000 ancora che si vanno ad aggiungere, quindi 9.000, ne servirebbero altri 9.000, se non altro, di questi. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e il 9.000esimo ci tocca farlo qua. Qui potremmo costruire il palazzo reale, che però 0,1 legittimità mi sembra davvero infimo, poteva fare almeno 0,5, non lo so, sarebbe stato più sensato. Vabbè, a sto punto no, non ci serve davvero, quindi lasciamo anche perdere. Ok, tra poco dovrebbero cadere tutte ste fortezze. Accommodation, qui è Rerzum, va bene. Io direi dichiariamo sta guerra d'Avignone. Prendiamocela. La Francia accetterebbe di partecipare, ma proprio l'interesse in questa missione. È caduta anche Sinope. È caduta tutta la Turchia, ok. A questo punto. Eccola qua. Abbiamo preso ancora un'altra nave, ma sarà un'altra barcaccia. No, una fregata, eh. Vabbè, ma che ce ne facciamo di una fregata a caso? Siamo tra l'altro... Vabbè, la mandiamo nei Caraibi, non si sa. Vieni nei Caraibi, vai. Se ci arrivi. Est Siberia abbiamo scoperto. Eccola qui. Territorio russo, ahimè. Vediamo se questi maledetti assedi... Purtroppo... non siamo rapidissimi. Abbiamo fabbricato le pretese. Siamo in guerra con Avignone. Mandiamo anche il resto del nostro esercito qua. Facciamo altre pretese a sto punto. Dovremmo aver quasi finito. Anzi, prima di loro li facciamo anche in Giappone, queste pretese. Vediamo un po'. Possiamo fare 3 pretese. Ve le facciamo tutte e 3 naturalmente. Vediamo quali sono. 1, 2. La terza è questa. Beh, sono entrambe uguali, queste province. Povere e producono pesce. Vabbè. Vedremo. Non abbiamo leader qua, ma pensavo fosse un po' più facile, a dire il vero. Abbiamo preso anche Cipro. Ora proprio solo la provincia decisiva ci manca, che è la Libia, praticamente. Davvero solo la Libia ci manca. Ah, proprio l'unica, eh? In realtà ci sono anche queste, Tripoli, ma ci importa davvero poco. Siamo già al 99%, aspettiamo semplicemente la caduta. Io direi qua di andare anche con la flotta. Questi dove sono? Non fatemi strade strane voi però, eh? Va bene. Alla fine abbiamo vinto ad Avignone, abbiamo vinto qua. Io direi di lasciare quel tanto che basta e poi di andare a casa. Vediamo se riusciamo a far cadere la Libia. Non spiacerebbe. Ecco qui abbiamo in realtà fatto una
pessima mossa, forse. No, vabbè, arriva il nostro generale adesso a ridarci. Ecco, questi eventi sono legati al fatto, come dire, vabbè, lasciamo così. Mm. Agli eventi olandesi che in questo periodo si rivoltano, ci sono proprio degli eventi che prevedono le rivolte, non ci possiamo fare molto, però questi eventi finiscono nel 1650 e quindi possiamo resistere. Allora, qui c'è un mare, ecco. Allora facciamo la nostra bella passeggiata, o meglio navigheggiata, non so come si può definire. Non è ancora caduta, maledizione. Tu non stai morendo, brutto re dei miei stivali, no? 65 anni, ma sei in buona salute, eh? Speriamo. Allora, siamo già sopra il limite di 1. Vabbè. Invece, come va la cosa di cui mi dimentico sempre? Beh, abbiamo migliorato già parecchio comunque le relazioni, eh? Siamo a 108. Vabbè. Qui c'è stata una ribellione. Non ci importa niente di questa ribellione, però. Allora, vediamo di arrivare con le nostre. Per fortuna ho riportato le navi, sapevo che ce ne poteva essere bisogno. Qui come sta andando? Bene, direi. Ah, qui c'è un altro mare. E noi lo scopriamo, tanto non ci può far male. Non so perché non ci lasci. Vabbè. Vediamo se è il turno buono questo. Così, sì, ecco, benissimo. Facciamo pace. Allora, vediamo di prendere il generale migliore, che è questo. Ecco, questa è la nostra legione africana, no? Che si chiama adesso Armata Isirt, maledizione. Dovrò farmi una bella mappa, vabbè, con tutte le legioni, che così. Vabbè. Qui non c'è niente da fare, come al solito. Meglio migliorare anche con questi. Allora, vediamo un po'. Ora me lo fai sto viaggio? No, eh? Però se ti dico direttamente di andare poi qua, lo fa, ecco. Queste cose strane. Allora tu quindi mi stai andando a far fuori i ribelli. Allora, fra 3 giorni facciamo la pace, se tutto va bene. E magari intanto facciamo anche... Qui chi c'è? Ecco. Gli amici dei nostri. Sono pericolosi, eh? E vabbè. Speriamo non si coalizzino. No, ok, qui stiamo vincendo. Allora, abbiamo, ecco, se è finita la... Allora, vediamo cosa si può fare. Possiamo annetterli del tutto. A quel punto erediteremmo l'unione personale. La Libia non la diamo naturalmente ora ai mamelucchi. Potremmo fargli cancellare l'unione, ma non è quello che vogliamo fare. Possiamo addirittura vassalizzare i mamelucchi, che sono considerati a loro dominio d'oltremare. Perciò valgono così poco, 84%. Vediamo se riusciamo a prendere anche la Libia. Ecco, proprio al 100%. Questa credo sia questa non si irrita nemmeno nessuno. Questo ci consentirebbe di fare, cioè di avere tutti i mamelucchi come vassallo e in più la Libia per avere... E questa è una pace ottima, perché volendo potremmo anche avere tutta Tripoli e gli ottomani sotto unione personale, se annettessimo Tripoli, no? Possiamo far così, avremmo tutta Tripoli e gli ottomani come unione personale. Però sostanzialmente... Allora, prima di tutto non abbiamo pretese su Tripoli. E in più l'unione personale può sciogliersi, il vassallaggio no. Quindi
Sicuramente questa è la nostra pace. Allora, quindi Tripoli paghiamo un pochino, ma cioè abbiamo anche troppi punti qua. Pochissimo esaurimento di guerra, pochissimo overextension. Finiremmo, tra l'altro già in guerra con i Mamelucchi, che stanno vincendo contro Tripoli ottomani. Vabbè, non ci importa. Anzi, è una cosa buona perché potremmo provare già magari a liberare le province etiopi, dato che non potremo subito, naturalmente. Allora, qui non possiamo più muoverci, però. Non ci importa più neanche dei contadini. Però non avevo considerato che esisteva sta flotta, ma non importa in realtà. Ecco, siamo finiti di nuovo in una super guerra qua. Non possiamo fare molto. Allora, io... Vabbè. No, la Libia la integriamo, anche se... Ah, non possiamo. Vabbè, allora la convertiamo prima. Qui spero si aggiunga sempre qualcuno. Spagna, tipo. Cioè... Non credo sarà facile. Che razza di... ci sarebbe una guerra di successione ora come ora. E cacchio, speriamo. Allora, intanto andiamo con il resto del nostro esercito reclutato qua. Allora, io direi di chiudere qui magari l'episodio ora come ora. Io direi che dobbiamo fabbricare qualche pretesa su Tripoli. Questa della Spagna è troppo golosa come opportunità. E ce la potrebbero fare. Cioè, ci si può... Sarebbe una... Potrebbe succedere, insomma, perché a 51 anni, guerra di successione, sarebbe... Non riesco a capire come potrebbe... Ah, naturalmente loro, ecco, si crea una guerra di successione per una ragione che io ho capito ora. Semplicemente questo... Noi siamo rivali della Spagna, giusto? Però dovrebbe esserci un campanello per una cosa del genere. Invece non ci informava di niente nessuno. Ah, non abbiamo più naturalmente gli ottomani come rivale. Potremmo mettere i mamelucchi. Non lo so. Sì, va bene. Mamelucchi. Vabbè, ci pensiamo un secondino magari per questo. In realtà, ecco qui. Allora uno va di qua. E la cavalleria ne voglio solo 4.000, quindi uno di cavalleria lo mandiamo qua. Possiamo anche a sto punto assegnare... Qui abbiamo vinto, no? Ah no, non abbiamo ancora vinto. Vediamo come va a finire la battaglia. Speriamo... Beh, un po' di perdite ne abbiamo avute, ma... E questi però si ritirano. Non abbiamo... Speriamo non ci dovremmo lasciare il generale qua, Saremo un po' in difficoltà. Allora, quello che dicevo è che, vabbè, non ci dice niente, ma credo che sostanzialmente, proprio perché la Spagna è nostro rivale, c'è questa guerra di successione, perché in teoria dovrebbe ereditarla il Portogallo, che ha un matrimonio reale, però è strano perché non sono della stessa dinastia comunque. Strano. A quanto pare però c'è questa particolarità che non so esattamente a cosa sia dovuta. Probabilmente perché noi siamo... Allora, a noi non va bene che sia il Portogallo a succedere con la sua dinastia, essendo noi rivali della Spagna potenti, e quindi va a finire che c'è la guerra di successione. Speriamo davvero che ci sia, perché dopo gli ottomani, se riesco anche a prendere la Spagna, ormai potremmo dilagare. Non sto pensando a te, carissima alleata. Allora, vediamo un po'. Qui forse ci conviene a questo punto
a raggiungere comunque, vabbè che non succede niente, però mandare qualche rinforzo qua, no, non c'è alcuna necessità di rinforzi. Qui sono già sconfitti di loro. Ok, distrutti. Ci stanno assediando la Libia. Allora io direi che cavoli potremmo fare? Forse ci conviene andare a distruggergli l'esercito, in effetti. Però la guerra qui è gestita da Tripoli. Gli ottomani vediamo cosa pensano. Oh, sono anche fedeli. Ma pensate un po'. L'Emiro. Ah, tra l'altro la stessa dinastia di Mamelucchi, Tripoli e Quaraquagliollo. Però non posso sfruttare in alcun modo questo. E vedremo, io spero di riuscire a fare una pace separata. Sarà un po' dura. Probabilmente mi conviene comunque far fuori prima l'esercito nemico e magari mandare a bloccare i porti. Dov'è la flotta? Ecco. Andiamo a bloccare i porti. Comunque chiudo qui l'episodio e alla prossima. Diciamo che questo è stato un episodio molto favorevole perché abbiamo vassalizzato gli ottomani. Siamo di 2 relazioni oltre il limite. Speriamo di avere presto il trono imperiale, se no siamo rovinati. Vladislav. Ah, qui siamo a meno 49. Ah, il Brandeburgo, l'abbiamo già il trono imperiale. Non vota più nessuno Boemia. Quindi tutto sommato va bene. Va benissimo così. Quando morirà dovremo avere il trono imperiale. 2 relazioni in più che ci servono così tanto. Boemia. E poi la Boemia pagherà per i suoi crimini. Io non ho dimenticato la disfatta della Lotaringia. Sì, vi abbiamo sconfitti, ma non ci basta quello. Dovremo disintegrarvi, insomma. E nella coalizione contro la Svezia, pensate un po'. Ma qui è cambiato qualcosa? Ero convinto che l'Ansa fosse più grande, non so perché. No, è sempre stata così. Sì, sì, va bene. Qui queste province le vorrei restituire al mio carissimo Brandeburgo che ci ha fatto penare tanto. Quindi non c'è più tutta quella fretta di mandare avanti e indietro il nostro diplomatico perché ormai abbiamo il seggio, l'alto seggio imperiale. È nostro già. Va bene. E che dire, no? La tecnologia, tra poco possiamo passare anche di tecnologia. Però prima di arrivare al 22 ce ne vuole. Quella diplomatica non ci importa molto se spendiamo qualche punto. Magari come ultima cosa facciamo qualche edificio. Local Trade Power. Va bene, tipo questi in Sicilia. Fa parte dell'Italia. E dobbiamo integrarli in questo grande sistema che abbiamo. Come anche a Gorizia direi. E in Dalmazia, perché no? E possiamo fare questo sistema di strade. Local Trade Power. Ma a noi interessa più il Trade Value in realtà. Quindi il sistema di strade è un po' inutile. Magari facciamolo a Roma. Non lo so. Tra l'altro perché guadagni più ad esempio? Dipende dai beni prodotti evidentemente. Vabbè, Roma quindi forse... No! Vabbè, non... Ecco. 87, vabbè. Che poi non si sa bene che cosa sia. È il guadagno di trade power, quello. Più velocità di movimento. Vabbè, sì. In realtà è un vantaggio davvero ridicolo. Non c'è qualche altro... non c'è ancora... Purtroppo in questa versione del gioco non c'era. Vabbè, facciamo il deck.
inutile. Sono abbastanza inutili. Ci prepare. Vabbè. Però poi ci daranno accesso a edifici più utili magari. E il canale ci dà accesso anche quello a un edificio utile, fammi capire. No, scusate, il sistema di strade. Local trade power. No, trade. No, 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 sono assolutamente inutili. Quindi io direi l'ho fatto a Roma, ma neanche, non facciamolo. Facciamo magari questi porti. Non lo so, tanto per. Anche perché gli edifici finali di questo tipo poi ci danno più limite di forze navali. Faremo questi. In realtà è davvero abbastanza inutile tutto questo, eh? Vabbè, lo facciamo comunque. Per chiudere così anche a Carnaro. Perché se no o potremmo convertire qualche provincia alla nostra cultura. Possiamo farlo. La cultura austriaca ci sta antipatica, no? Non lo so. Ma non importa molto. Cioè alla fine è vero che prima dicevo di convertire la Provenza, ma cioè non c'è una vera ragione per convertire la Provenza, anche perché la Francia, cioè, non è una minaccia. Cioè, se ci dichiarasse guerra ci fa un piacere, voglio dire. Forse non ora, ma ci vuole anche bene, voglio dire. Insomma, quello che voglio dire è che non abbiamo modo di spendere questi maledetti punti diplomatici. Potessi trasferirli alla mia partita con Bisanzio, ne farei buon uso, ma per ora chiudiamo così. Ci sono gli edifici speciali. Magari che possiamo fare. L'arsenale. Ah, ma questo è quello terrestre. Ho fatto un sacco di ufficio postale. Dove posso fare l'ufficio postale per curiosità? Non ho mai fatto questi edifici. Sono appunto quelli che dicevo inutili. Ah, qui invece. Qui non sarebbe così inutile. Guardate quanto ci dà. Ad Anversa. Sono questi edifici di commercio. Loro qui hanno fatto tutto. Però noi non abbiamo abbastanza mercanti. Ci servirebbero. Sì, perché queste. Cioè, il denaro che finisce qui sostanzialmente va perduto. Non guadagniamo niente perché stiamo trasferendo controcorrente. Insomma, non so che benefici possa dare. Penso nessuno. Va bene, chiudiamo qui. Alla prossima.